nel suo posto in riva al fiume. Susan ti ha voluto accanto e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirli al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina. E proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno. E poi, quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano abbandonato. Nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui, perché ti ha toccato il corpo con la mente. E Susan ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio. Il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scoprirò fra le alghe marce e i bambini del mattino che si sporgono all'amore, e così faranno sempre. E Susan regge lo specchio. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il tuo corpo perfetto con la mente.